Siamo con Mariangela Doretto, presidente del Consorzio delle Proloco dalla Sile al Piave, Consorzio delle Proloco che inizierà un progetto che parte il prossimo 3 di marzo, un progetto dedicato a Canova. Presidente Doretto, di che cosa si tratta? Allora, si tratta innanzitutto del celebrare un artista del nostro territorio. Infatti Canova è nato a Possagno e anche quest'anno, come abbiamo fatto 2 anni fa, vogliamo celebrare un personaggio. 2 anni fa celebrammo il Dante, quest'anno celebriamo Canova, l'artista della bellezza, perché in fin dei conti diciamo che la bellezza salverà il mondo. Ecco, come si articolerà questo progetto? Abbiamo detto che inizierà il giorno 3 di marzo, ma prevede tutta una serie di appuntamenti. Quali comuni sono coinvolti? Chi saranno i protagonisti che ci accompagneranno in questo viaggio con Canova? Allora, è un progetto che prevede un itinerario sul nostro territorio, abbracciando i comuni delle Proloco del consorzio che hanno aderito, ai quali io naturalmente ringrazio loro, i presidenti, i loro collaboratori e senz'altro le amministrazioni comunali che hanno dato il patrocinio. Inizierà il 3 marzo, si aprirà questo percorso di bellezza in Ceggia, con la Proloco di Ceggia e ovviamente l'amministrazione comunale di Ceggia che, come dicevo, ha dato il patrocinio, e arriveremo poi fino a Marcon. Il tutto terminerà il 31 di marzo. Sono degli incontri sul territorio per dare la possibilità agli abitanti, a chi desidera conoscere maggiormente questo nostro grande artista, incontri curati dalla professoressa Zordan Giovanna, specializzata e molto così presa da tutta la vita del Canova, intervallati da dei brevi momenti musicali e così alla fine ci sarà una sorpresa piacevole per tutti i partecipanti, anche con una degustazione offerta ai presenti a tema. Quindi prevedo e spero in una grande partecipazione, proprio perché cercheremo di unire l'utile al dilettevole, cercando di non rendere prettamente didattici questi incontri, bensì portare alla conoscenza di tutti la vita del Canova, con anche curiosità, particolarità. Ecco, per il programma dettagliato ovviamente non possiamo stare qui a presentarlo tutto, ma vi rimando alla pagina Facebook del Consorzio delle Proloco dal Piave al Sile, i maestri musicisti Riccardo Scivales e Mauro Cappacchione, se non ricordo male. Presidente, un'ultima cosa, abbiamo citato questo progetto di Canova, andiamo indietro con il tempo al progetto di Dante, un bilancio di quel primo progetto. È stato un grande successo e questo ci ha così suggerito di proporre un nuovo artista, appunto oggi il Canova. Sotto il cielo di Dante ha avuto una grandissima partecipazione su tutto il territorio locale, con tantissime Proloco che vi hanno aderito, ma soprattutto ha permesso di conoscere le terzine del sommo poeta, in quanto i cartelli posizionati appunto anche con un momento di incontro e inaugurazione hanno, con il QR code indicato, hanno veramente fatto capire quello che il sommo poeta voleva dire con i suoi versi.